itinerari del Friuli Venezia Giulia, un viaggio tra i luoghi e le suggestioni della regione. Ben ritrovati nel nostro appuntamento dedicato agli itinerari del Friuli Venezia Giulia, una regione bike a 360 gradi per 365 giorni l'anno, perché ovviamente si può pedalare in montagna, in collina o in pianura per tutto l'anno. Oggi parliamo di Ciclovia del Mare Adriatico FVG2 e chiediamo a Fabio Moro, che sarà la nostra guida cicloturistica di oggi, di illustrarci proprio questa ciclovia. Benvenuto innanzitutto. Grazie mille e buongiorno a tutti. La ciclovia in particolare è il tratto in Friuli Venezia Giulia della ciclovia europea del Mar Mediterraneo. Non è altro che la cosiddetta Eurovelo 8, ma anche dell'Adria Bike, una ciclovia che collega Venezia a Trieste lungo la costa del Mare Adriatico e permette così di scoprire territori che furono della Serenissima o dell'Impero Asburgico. Ma qual è il tracciato o il percorso della ciclovia del Mare Adriatico FVG2? Dunque, in Friuli Venezia Giulia il percorso inizia virtualmente a Lignano Sabbiadoro, tocca le principali località di mare della regione e attraversa poi anche tutta la pianura friulana, riserve naturali, protette, sono ricche di fauna e di flora, non solo quella lagunare ma anche quella più all'interno, fino a giungere poi a Trieste, accompagnati da una meravigliosa vista sul suo golfo. Da Cervignano del Friuli invece si pedala sullo stesso sedime della ciclovia Alpe Adria fino a Grado. Il percorso inizialmente è su un buon sterrato e poi prosegue su tratti di pista ciclabile e su strade secondarie, ma comunque sempre a basso flusso di traffico. Dalla ciclovia comunque poi si staccano ulteriori 10 percorsi ad anello che permettono di scoprire il territorio circostante. Le hai già, anticipate, ma vediamo nel particolare quali sono proprio le località di tappa, ma anche i borghi della nostra regione che si possono attraversare in bicicletta in questo percorso. Allora, ce ne sono davvero parecchi e tra le località da segnalare sicuramente le tappe principali che vengono fatte nella nostra regione. Lignano Sabbiadoro è una nota località balneare famosa per la sua sabbia dorata, che è anche una meta ideale per una sosta in cui combinare sia il relax in spiaggia, ma anche delle pedalate alla scoperta dei dintorni. Sono moltissimi e veramente articolati gli itinerari ad anello che costeggiano il fiume Tagliamento e quello dello Stella. Inoltre comprendono anche la laguna di Marano, attraversando tra gli altri il Bosco Baredi e Amuzzana del Tugnano. Non bisogna assolutamente dimenticare il sito UNESCO della città romana di Aquileia, con la sua basilica, che sono custodi di un pavimento musivo unico nel suo genere. Per vicinanza assolutamente non bisogna dimenticare Grado, che è una località balneare amata principalmente anche dai cicloturisti, ma non solo per la bicicletta, ma anche per tutte le occasioni di svago culturale e naturalistico. Infatti da qui si possono ammirare sia le opere d'arte delle basiliche paleocristiane, ma anche la riserva naturale della Val Cavannata e quella della Foce dell'Isonzo, che non è molto distante. Per chi poi desidera trascorrere qualche giorno tra spiaggia e bicicletta, c'è sempre una ricca offerta di itinerari, come ad esempio quello dell'Agro Aquileiese. Importantissimo ovviamente la parte finale, che è quella di Trieste. La città mitteleuropea per eccellenza, ricca di attrazioni storico-artistiche, ma anche naturalistiche, del vicino altopiano del Carso, che si può raggiungere ad esempio con la ciclopedonale Cottur e la variante del Carso. Queste sono le principali, però assolutamente ogni angolo della regione che tocca la ciclovia ha delle piccole, se mi permettete, chicche interessantissime. Merita sicuramente una sosta al borgo marinaro di Marano Lagunare. Tor Viscoso è una città di fondazione e vicino a Trieste c'è Monfalcone con la sua spiaggia di Marina Giulia e il parco sulla Grande Guerra, Sistiane e Duino, dove si scorgono appunto le falesie di Duino e nell'omonima riserva naturale. Beh, insomma, di luoghi da visitare ce ne sono moltissimi e oltre a questi io ricordo che c'è tutta la parte enogastronomica da provare, perché ogni zona è accompagnata anche dalle DOC locali, quindi parliamo di vino, ma ovviamente anche di tantissimi alimenti di qualità e di gusti e tradizioni culinarie. Ad esempio, il concluso con Trieste e il Carso, anche in questo caso potrete scoprire usanze diverse, ad esempio usanze mitteleuropee o slovene che si affiancano e combinano a quelle
quelle austro-ungariche, con veramente prestiti interessanti anche dalla cucina veneta e quella friulana, insomma un mix di culture e di sapori che potete veramente visitare a bordo della vostra bicicletta, e quindi anche con i giusti tempi e con un po' di tranquillità e calma, facendo anche ovviamente dello sport. E quindi che cosa auguriamo ai nostri ascoltatori, Fabio? Beh, speriamo soprattutto di avervi ispirato abbastanza per venire a pedalare in Friuli Venezia Giulia. Per ogni informazione sulle ciclovie e percorsi ad anello c'è la possibilità di scaricare le tracce GPX. Basta consultare il sito www.turismofvg.it oppure semplicemente scaricando l'app gratuita FVG Outdoor. Lì trovate tutto. Benissimo, noi ringraziamo Fabio Moro per averci guidato intanto virtualmente in questo percorso, ma speriamo presto anche dal vivo, e ti auguriamo allora buon lavoro e buon fine settimana. Grazie mille anche a voi, buona giornata. Avete ascoltato gli itinerari del Friuli Venezia Giulia. Per le tue esperienze in regione, visita il sito turismofvg.it.